Un ampio e cordiale saluto con la gratitudine per la vostra attenzione. Il turismo autentico flessibile, l'ospitalità extraalberghiera, filosofia dell'accoglienza futura. Mi incammino in questa breve riflessione mentre le ricerche statistiche riportano che per il 2021 6 imprese turistiche su 10 temono per la loro prospettiva futura. E visto che alcune notizie complesse, strategiche, giungono insieme, emerge che il fai da te, con il portale internet Airbnb, ha interessato sino al 2019 1,8 milioni di posti letto affittati in Italia. Fonte Ondata, Sole 24 Ore. Si tratta di una struttura ricettiva virtuale che offre in posti letto numeri però non lontani da quelli dell'extraalberghiero. Abbiamo in certi momenti l'idea di essere superati, quasi travolti, dalla velocità delle innovazioni, malgrado l'impegno di tutti noi e voi per migliorare la qualità dell'ospitalità. Il comparto dell'extraalberghiero è cresciuto, direi diventato più che maggiorenne, dopo quasi 25 anni dai primi quadri normativi strutturati, emersi come noto nel 1997, mentre nel comparto alberghiero si rilevano ambiti normativi fin dal 1925. Il quadro extraalberghiero offre in posti letto il 55% del complessivo turistico italiano e ben il 33% delle presenze nazionali, considerando che i pernottamenti in Italia erano, speriamo torneranno, circa 430 milioni all'anno. Insomma, il comparto non è più figlio di un dio minore e anche la parola utilizzata extra, che induce ad un'idea di valore subordinato, sarebbe da rivedere per dare il giusto rilievo a questo comparto economico. Non vi sembri banale riflettere sulle parole adatte in un tempo dove anche la comunicazione è una nuova concreta materia prima, una nuova economia immateriale. Peraltro, anche le dicotomie che dividono i libri fra turismo alberghiero ed extraalberghiero ormai perdono di significato e forse ciò che davvero conterà nel futuro sarà offrire al cliente viaggiatore quello che lui, come persona e non come numero classificato, sogna e si attende dalla struttura in cui è ospite. Anche reperire certi numeri, quantitativi e qualitativi, nel turismo in generale e anche nell'extraalberghiero in particolare, non è semplice in attesa di un osservatorio turistico nazionale con dati statistici aggiornati in tempo reale e sempre fruibili. Comunque, il comparto extraalberghiero si è consolidato in oltre 183.000 aziende, mentre come noto gli alberghi sono oltre 33.000, e questo comparto extraalberghiero offre 2,8 milioni di posti letto, mentre l'alberghiero aggiunge 2,2 milioni di posti letto e si osserva nell'extraalberghiero una presenza media di 5 pernottamenti, mentre negli alberghi la presenza media è di 3 pernottamenti. Già San Bernardino da Siena, in cielo dal 1444,
occupandosi anche di economia, aveva detto che nei tempi di crisi occorreva ristorare le attività. Tradotto più semplicemente, servono nel turismo e non solo più risorse per cassa, si dice a fondo perduto, anche a sconto fiscale, nazionale o locale, per sostenere le aziende, perché ciò non è un fondo perduto, nel senso di perso, ma di investimento. Va considerato un fondo di investimento per tutelare il comparto, soprattutto nei prossimi 2-3 anni, sino al completo effetto del vaccino contro il coronavirus. E in questo modo sostenere anche uno sviluppo strategico competitivo per attrarre in particolare nuovamente i turisti internazionali, oggi purtroppo declinati a quote marginali. Entrando più in dettaglio, osservo il crescere delle tipologie turistiche, incluse e normate nell'extraalberghiero. Se ne contano ormai almeno 15. A questo si aggiunge l'ampia varietà dei testi legislativi regionali che spesso inseriscono vincoli e parametri ormai da ritenere eccessivi nel tempo attuale del coronavirus. Siamo in un'era geologica nuova e i decisori politici debbono prendere atto in tempi rapidi che nei prossimi 5-10 anni dovremo costruire modelli legislativi e organizzativi più semplici e flessibili per affrontare bene la continua instabilità locale e geopolitica. Sintetizzato in pratica, nell'extraalberghiero, ma la riflessione per l'intero comparto turistico, occorre una armonizzazione nazionale, evitando che ogni regione legiferi o si promuova come vuole, ed è necessaria, direi urgente, una maggiore flessibilità urbanistica. Se una struttura extraalberghiera necessita di maggiori volumi edilizi, cambi di destinazione d'uso o ulteriori spazi esterni per i servizi d'ospitalità, occorre, nei limiti consoni alla tutela del paesaggio, che siano concessi con procedure semplici e tempi ragionevoli. La ormai mia lunga esperienza, anche amministrativa, mi induce ad affermare che la qualità estetica ambientale, l'ampio valore emozionale di un paesaggio o l'armonia dei profumi e dei suoni in un luogo dipendono non tanto e soltanto dai volumi edilizi, ma dalla cura, direi sacra, con cui modifichiamo un territorio tutelando autenticità, utilizzando architetture, materiali e quinte di verde adeguate. Le strutture extraalberghiere che negli ultimi anni sono nate, per esempio, nelle zone agricole, in quel paesaggio culturale diffuso, simbolo della bellezza italiana, hanno avuto il grande merito di qualificare l'offerta turistica, contenere la perdita dei residenti, senza i quali non esiste la tutela ambientale, e anche garantire una adeguata manutenzione dei luoghi. Ora si profilano altre prospettive, a cui gli ospiti mostreranno sempre maggiore sensibilità, legate anche ai nuovi rapporti fra territori turistici, paesaggi ecologici, con energie e soluzioni sostenibili, e recupero anche dei valori etici dell'ospitalità, ove il turista è sentito e percepito come un vero dono. In questo ambito il comparto extraalberghiero dovrà, a mio avviso, per superare questo momento complesso, continuare ancora di più a puntare sulle sue leve tradizionali, oggi ancora più importanti: un'accoglienza emozionale,
con empatia umanistica, quasi uno a uno, prendendo per mano gli ospiti che si devono sentire accolti come in famiglia e soprattutto sempre attesi. Per questo la cultura dell'accoglienza, con una formazione tesa alla qualità e alla promozione dell'unicità, per offrire servizi veri e poco costruiti, autentici, diventerà ancora più importante. Di necessità virtù, potremmo dire, e nell'extraalberghiero la necessità di promuoversi, spesso con piccole strutture, isolate nel territorio e con pochi mezzi, ha sviluppato la consapevolezza che l'azione più importante è accogliere bene l'ospite che arriva. Un insegnamento valido in generale e nel prossimo periodo tale valore sarà ancora più importante. Basterebbe su questo citare l'importanza di creare una percezione positiva nell'ospite, soprattutto nei primi 20 minuti del suo arrivo. Come essenziale è non far attendere nell'erogazione di un servizio più di 15 minuti. Pensate, ne rimarrebbero insoddisfatti il 20% dei clienti. Ricordiamoci sempre che se rendiamo soddisfatto un ospite, questo influenzerà con il suo passaparola anche internet 3 persone. Se invece rimarrà scontento, darà la notizia a ben 7 clienti potenziali. Ricordiamoci questi numeri che sono davvero importanti. Viviamo in un tempo che include quello che io chiamo il paradosso del 60%, ove il 60% dei nostri potenziali ospiti si informa ormai utilizzando i sistemi della multimedialità, ma sempre il 60% decide la propria destinazione turistica in relazione al racconto di amici, parenti e conoscenti, anche acquisendo le informazioni su internet e i social network. La dinamica, soprattutto degli italiani che viaggiano in Italia, è così complessa che anche le previsioni meteorologiche comunicate nei siti internet influiscono, pensate, per il 20% sulle scelte dei potenziali viaggiatori. Ecco perché nell'extraalberghiero esistono più anticorpi per superare il coronavirus. Esistono più anticorpi nell'extraalberghiero perché è un comparto che ha dovuto sviluppare anche per la sua crescita normale ciò che oggi sarà fondamentale, come la capacità di promozione molecolare, in proprio e senza attendere interventi pubblici o del sistema territorio. Ricordo che lo slancio definitivo nell'extraalberghiero arrivò proprio con lo sviluppo di internet, che fece raggiungere mercati e clienti prima inaccessibili. Ora questo metodo deve essere molto sviluppato con i nuovi strumenti, implementando i siti internet in correlazione con i social network per promuoversi, far prenotare l'unità abitativa e vendere il prodotto turistico, il pacchetto turistico, modulando anche i prezzi con le tecniche di pricing in relazione al periodo, al momento della giornata, al tipo di clienti e finanche alle condizioni del tempo locale e in quel momento orario. Insomma, ritorna ancora il criterio della flessibilità dell'offerta. Su questi temi di promozione con internet ormai emerge l'esigenza di tradurre i siti internet con almeno 8-10 lingue diverse,
considerando che il combinato classico italiano e inglese copre solo il 50% dei nostri clienti possibili in rete. Anche i contenuti come testi, fotografie e filmati andrebbero realizzati appositamente per quel determinato strumento multimediale, senza riutilizzare materiali già esistenti. Enucleando un esempio, anche le fotografie che vengono spesso utilizzate e pubblicate su Instagram, oggi molto impiegato nel turismo, non solo debbono raccontare esperienze vere e autentiche, ma anche le stesse fotografie essere realizzate con particolari caratteristiche proprio adatte ad Instagram, se questo è lo strumento che abbiamo scelto per la nostra promozione. Nell'ultimo periodo, e questa la ritengo una strategia molto positiva, che si allinea alle metodologie già utilizzate nel comparto alberghiero, anche nell'extra alberghiero si tende ad allargare il prodotto e ad aggiungere alla vendita dell'unità abitativa la prenotazione di servizi territoriali legati al benessere e anche alla fruizione culturale e ambientale. Abbiamo evocato le relazioni fra attività extraalberghiere e territorio e in questo ambito si rilevano molti passi che il settore pubblico dovrà compiere per aumentare l'attuale solo 60% dei luoghi turistici italiani dotati di connessione internet veloce senza fili. Ed anche il raccordo fra ospitalità turistica e collegati servizi di trasporto si rileva ottimale solo nel 14% dei casi. Gli ultimi due dati che ho citato dovrebbero indurci ad ampie e operative riflessioni. Recentemente ho ridefinito, nel luglio 2020, in una pubblicazione liberamente da voi acquisibile nel sito internet www.claudioricci.info, il complesso tema della pianificazione turistica del territorio, a cui rimando per le tematiche affini agli argomenti qui trattati in ampia sintesi. Ricordo solo che l'esigenza a livello nazionale ormai diventa prioritaria di riattivare un Ministero del Turismo, incisivo e dotato di adeguate risorse per dare una continuità organizzativa, legislativa, fiscale, a partire dalla riduzione dell'IVA sul turismo che oggi è più alta dei paesi nostri competitori. E il Ministero del Turismo più incisivo e forte dovrebbe sviluppare una maggiore promozione anche con il sito www.italia.it e implementare le risorse per un'adeguata formazione diffusa. Una parallela riflessione è da sviluppare a livello regionale e anche locale comunale, ove sono ancora pochi i piani turistici comunali approvati e che sono d'indirizzo per i piani attuativi a partire dai piani regolatori generali comunali. Peraltro, qualora i comuni decidessero di applicare la tassa di soggiorno, sulla quale ho sempre nutrito ampie perplessità, ma qualora la tassa di soggiorno sia applicata, questa dovrebbe essere utilizzata come se fosse una tassa di scopo, con il ricavato impiegato soltanto per finanziare i piani turistici comunali. Un problema che spesso viene rilevato, questo negli ambiti pubblici, quasi come se il comparto extraalberghiero fosse secondario,
e la non ottimale pianificazione strategica, urbanistica ed ambientale per connettere meglio le strutture ricettive extraalberghiere ai poli lineari attrattivi, come, solo per citare qualche esempio, le piste pedonali e ciclabili, i cammini di pellegrinaggio, che sono oltre 8.000 chilometri in Italia, e le strade tematiche, se ne contano oltre 150 nel nostro paese, legate al vino, all'olio e ai tanti prodotti tipici locali. Le stesse infrastrutture stradali sono da considerare in Italia poli lineari attrattivi, visto che toccano un bene culturale o ambientale rilevante ogni 4 chilometri di infrastrutture stradali che noi percorriamo. Traguardando le conclusioni, cito l'importanza per la vendita dei prodotti turistici anche extraalberghieri di promuovere le esperienze enogastronomiche che attivano ormai l'attenzione dell'80% dei nostri potenziali clienti. E dobbiamo anche predisporre un'adeguata accoglienza per famiglie, bambini e i loro animali d'affezione. Voglio farvi riflettere su un dato: ormai il 30% dei nostri potenziali ospiti vorrebbe portare in vacanza i propri animali domestici. Inoltre, dobbiamo pensare di più ai servizi d'accoglienza per bambini e giovani, con omaggi quali libri, puzzle o giochi ispirati ai beni culturali e ambientali locali. È un buon investimento questo, insieme alla promozione multimediale. A proposito di questo, voglio citarvi che i giovani sono ormai dei piccoli consulenti internet in famiglia e spesso sono loro che per tutta la famiglia acquisiscono informazioni multimediali e finanche svolgono la prenotazione del prodotto turistico. Delineo ora i prossimi 10 anni indirizzati economicamente dai futuri fondi strutturali dell'Unione Europea 2021-2027, dalle risorse aggiuntive europee dopo il coronavirus, citate come Recovery Fund, sulle quali vorrei sottolineare che il 35-40% sarà destinato a quella che spesso citiamo come economia verde e legata alla sostenibilità ambientale, risorse che si attiveranno, come noto, dal 2021. Nonché dovremo dedicare maggiore attenzione alla integrazione delle risorse pubbliche con quelle private e del terzo settore, citando l'importanza di associazioni e imprese sociali, con un'attenzione sempre rivolta ai 17 obiettivi delle Nazioni Unite per la sostenibilità ambientale nell'orizzonte dell'anno 2030. L'extraalberghiero, anche se più giovane normativamente rispetto all'alberghiero in Italia, presenta elementi di autenticità e flessibilità molto utili per gestire le attuali fasi di instabilità. Si dovrà proseguire con prodotti veri e poco costruiti, autentici, anche legati al piccolo luogo particolare, unico e di qualità, che faccia emergere maggiore armonia e più sicurezza percepita, promuovendo, come già accade in molti casi, la possibilità di offrire spazi più ampi e aperti, cosa che spesso avviene nel comparto extraalberghiero rispetto al quadro più tradizionale alberghiero. Quello di offrire spazi più ampi, con una percezione di sicurezza percepita, diverrà un elemento di forte posizionamento e vantaggio competitivo. Sempre più i clienti valuteranno con attenzione
la qualità in relazione al prezzo, la sostenibilità ambientale, l'utilizzo di energie rinnovabili anche per edifici, trasporti e oggetti, nonché la possibilità di vivere esperienze durante tutta la vacanza nella normalità insieme ai residenti. Anzi, un rinnovato valore sarà la capacità di attivare nell'ospite inneschi di creatività, utile per far emergere resilienze e riserve interiori con finalità meditative ed emozionali. Concludo riflettendo sull'indice di competitività turistica internazionale, che fra le altre valutazioni fa emergere una priorità italiana su cui fare molta attenzione. Occorrono più investimenti nella formazione, nella valorizzazione di risorse umane. A mio avviso, tale comparto, gli investimenti per la formazione, dovrà essere aumentato di almeno il 50% rispetto all'attuale. Molto dipenderà anche da quanto, è un fattore che a mio avviso vale almeno il 50%, sapremo riattivare le reti commerciali di trasporto e internazionali, con una promozione che dovrà essere sempre più su misura, tesa a promuovere qualità e autenticità con l'umanesimo a due mani, fra l'etica dell'accoglienza e l'utilizzo della social multimedialità. Passione e amore per il proprio lavoro, la missione di accogliere, sottolineo, la missione di accogliere, è stato l'elemento caratterizzante degli imprenditori nell'extra-alberghiero e sarà anche questa l'energia d'amore, parafrasando Dante, che farà muovere il sole, le altre stelle e il turismo italiano. Grazie per avermi ascoltato e buon cammino.